E ho il piacere di avere con noi due nostri graditissimi relatori che ci hanno già fatto l'onore della loro presenza diverse volte in passato, Enrica Perucchietti e Stefano Re. E poi abbiamo una new entry, il nostro carissimo Roberto Quaglia. Loro tre insieme sono abituati a un seminario che dura una giornata, hanno fatto diverse volte in giro per l'Italia e lo avevano proposto quando li ho contattati anche a me. Però, siccome io volevo che fosse alla portata di tutti, cioè avevo il piacere che tante persone che non li conoscevano personalmente avessero anche la possibilità economica di poter partecipare a questa cosa, li ho pregati, e li ringrazio tantissimo tutti e tre per aver accettato, di fare semplicemente un bel pomeriggio insieme, quindi loro faranno un piccolo riassunto delle cose che direbbero durante il seminario di una giornata e non è detto che magari in futuro possiamo riaverli con noi per un giorno intero. Allora godetevi, questo è la stampa e la TV bellezza, fatti e misfatti dell'informazione, capitolo 4. Grazie. Piedi? Salve a tutti, io sono Stefano Re, alcuni di voi mi conoscono già, altri magari no, quindi non tutti hanno la stessa sfortuna di avermi già conosciuto, però questa volta è capitato. La prima parte, diciamo, di questo, come diceva lei, diciamo, le slide per esempio che ho portato io e anche quelle che ha portato Enrica fanno parte di questo seminario un po' più ampio, dovrebbe durare parecchie ore. Per cui io avrei 3 ore per parlare delle cose che ho qui nelle slide, per cui farò ovviamente insomma, molto più velocemente, sorvolerò esatto solo un'ora, per cui. Che cos'altro? Niente, mi dispiace che mi sa che non si vedono tantissimo per la luce le slide, cercherò di commentarle, di spiegarle o di leggerle se non si riescono a leggere alcune cose. Di questo seminario, diciamo, ci siamo divisi delle parti, appunto poi dopo sia Enrica che Roberto spiegheranno più o meno di cosa parleranno loro, anche se con Roberto è sempre un po' un punto di domanda perché lui va molto a braccio, per cui elabora al momento, però so che Enrica invece si occuperà della propaganda, no? In particolare, per cui anche poi lei darà più dettagli lei, comunque nei passaggi storici, degli elementi diciamo proprio nell'ambito dello sviluppo dell'utilizzo della propaganda di massa. Io invece diciamo, apro un po' i giochi con il concetto di mindfucking, che per chi lo sa è uno dei primi libri che mi sono stati pubblicati, che ho scritto nel 2000-2001, è stato pubblicato nel 2002 la prima volta, e appunto ha questo titolo particolare, mindfucking, che viene dallo slang americano, in particolare dallo slang californiano, rappresenta, in slang significa una sorta di scherzo, inganno mentale, però in una forma un po' giocosa, un po' scherzosa, per dire se uno sei appoggiato a una ringhiera, ti fa muovere la ringhiera, ti dà l'impressione di cadere, no? Ecco, questo modello di idea di mindfucking è che il tuo cervello creda delle cose, arrivi proprio a abbracciare, no? In una forma più o meno profonda, di credere ad un dato di realtà, quando quel dato di realtà è del tutto fittizio, è fabbricato ad arte o è suggerito al tuo cervello, il tuo cervello ci casca, no? Questo è. Il motivo per cui ho intitolato così quel libro e poi adesso insomma, nell'arco del tempo si è solidificato come brand, una brutta parola ma rappresenta abbastanza bene diciamo, il concetto, racchiudo sotto il termine mindfucking quello che io chiamo un processo di modificazione percettiva del dato di realtà e di identità, cioè il modo in cui noi cambiamo l'idea che abbiamo dell'universo e di noi stessi. Per cui io in questa prima fase introdurrò molto velocemente alcuni elementi di questo processo, prima il concetto, poi dopo alcuni elementi, delle premesse per comprendere l'applicazione, il significato e perché cavolo abbia senso anche parlare di questa cosa, e poi anche appunto alcuni ingranaggi specifici, cioè dei meccanismi, degli aspetti specifici. Ribadisco, sarò un po' veloce. Ci sarebbero state altre cose, come vedrete
già in questa slide, perché caratteristica del materiale introduttivo, la finalità è proprio, vedete c'erano 5 sezioni, qui riuscirò a fare qualcosa delle prime 2, però comunque insomma, almeno comincio a introdurre un po' il concetto e le sue basi. E questo potrebbe essere anche utile dopo, nel senso che nel valutare appunto i sistemi di propaganda applicati oppure gli approfondimenti che farà Roberto. Non so se stavolta parlerà del cinema ancora, di Hollywood, del fondamentalismo hollywoodista, per cui in particolare, insomma, anche l'altra volta aveva parlato di questo, aveva scritto questo libro, si intitola Fondamentalismo hollywoodista, in cui parla di come nella sua analisi il cinema americano nell'arco degli anni abbia proprio costruito la nostra realtà secondo dei cliché e utilizzando dei meccanismi, per cui ecco che alcune delle cose che magari introduco adesso in forma schematica poi potranno essere utili anche nel interpretare e approfondire le tematiche degli altri relatori. Dunque, introdurre il concetto di mindfucking, quindi qua si parte. Ecco, vabbè, queste sì sono delle cose che ci sono anche nel libro, ci sono e vengono, insomma, nel seminario le spiego un po' con più di attenzione, comunque, giusto in generale gli effetti che provoca questa cosa che chiamo mindfucking, cioè questi processi di modificazione percettiva, può spingerci a considerare essenziali dei prodotti o dei servizi, questo è senso comune, no? Lo diciamo tutti, certo, prima non avevo bisogno di una roba, poi dopo un po' ne ho bisogno, il cellulare per dire, no? Però raramente facciamo mente locale davvero su come questa cosa cambi la nostra esistenza. Cioè, io sono nato nel 70, quando avevo 16 anni, 17 anni, 20 anni non c'erano i cellulari, non esistevano proprio, cioè non c'erano fisicamente. E per telefonare andavi nelle cabine telefoniche e quando avevi un appuntamento dicevi ci vediamo là a quell'ora, tu arrivavi là e poi aspettavi o ti guardavi intorno. Adesso il cellulare ci fa fare tutto, noi addirittura appunto molte persone, io da ragazzino chiedevo sempre le indicazioni, non so come si va in quella via eccetera, adesso tutti lo guardano dentro il cellulare, ti si spegne quel baracco lì, non riesci più a fare niente, non riesci più ad andare nei posti, non riesci più a... Se hai molta gente, proprio questo è successo fisicamente, le persone con cui ero, appuntamento, poi non prende, si spegne il coso e tornano a casa. Cioè a casa non si può più, è una roba che prima lo facevi, dopo non si può più, se non c'è la stampella tecnologica, no? Ecco, in che senso qui c'è del mindfucking? Perché il nostro cervello prima diceva ho un appuntamento e faceva un elenco di cose da fare, da non fare per riuscire a sbrigare sta cosa, si introducono degli elementi in maniera più o meno casuale, non è che arriva uno con un fucile e ti dice usa il cellulare o ti sparo, cioè cominciano a esserci, sono comodi, cominci a usarlo, c'è il navigatore, mandi messaggini, sei sempre online e poi quando boom non c'è la presa, non c'è la corrente o te lo staccano per dire il tuo cervello non è più in grado di fare le cose che faceva prima, è stato modificato. L'idea di nuovo di realtà e di identità, la realtà è a un appuntamento ci vai solo se funziona il cellulare, se no non ci puoi andare, prima non c'era sta cosa, e di identità, io sono uno che agli appuntamenti riesce ad arrivare se c'è il cellulare, la mia identità è stata cambiata, cioè, e questo succede dentro il tuo cervello senza che tu ci faccia caso, anche perché sembra almeno una sciocchezza, no? Questo è un dettaglio, ma si applica a tutto, completamente tutto. Da come si fa la spesa, a come ci si veste, a che musica ascolti, a dove l'ascolti, con chi, in che modo, no? Cioè, parlavo ieri sera con un ragazzo di questi giovani, no, Green Pass, eccetera, eccetera, di alcune situazioni e a un certo punto siamo entrati sul concetto di, perché parlava di una ragazza che gli piace, eccetera, diciamo, ma nella relazione, nel corteggiare una ragazza, nei meccanismi, no? Qual è l'impatto, l'importanza, il peso, no, di questa tecnologia, del mondo virtuale, dei social, eccetera. E lui diceva è terrificante, perché tutto quello che magari le generazioni precedenti facevano al bar di persona, presentandosi, parlando, toccandosi, no? Loro lo fanno online. E quindi poi dopo il passaggio al reale è un casino, cioè se non sai mai se sei invadente, se stai sbagliando, cioè non c'è più proprio il cervello, si disabitua e poi figurarsi generazione dopo generazione, poi cambia completamente. Questo è il mindfucking. Non è di per sé una cosa sbagliata o negativa, succede, cioè il nostro cervello mano a mano si modifica, poi certo se c'è qualcuno che studia i meccanismi che oggi, insomma adesso vedremo un po' velocemente alcuni almeno di questi meccanismi e li usa in maniera un po' diciamo maliziosa o comunque per perseguire una sua agenda,
Se voi non conoscete niente di questa roba qua, normalmente il vostro cervello, almeno statisticamente, reagisce ubbidendo, no? A delle regole che non conosce. Per cui l'aspetto interessante è conoscere queste regole, cioè cominciare a identificarle, comprenderle, prima di tutto nel nostro stesso cervello, cioè quando succede a noi, no? Dentro di noi, e poi dopo anche fuori le vedi, e quindi cominciare un po' a, come dire, avere una mappatura di che cavolo sta succedendo, no? Altrimenti ci succede, noi non lo sappiamo proprio. Quasi nessuno credo si sia mai reso conto appunto che delle cose che prima poteva fare, dopo l'arrivo di una data tecnologia, di un dato meccanismo, dopo non può più farle, cioè si dimentica. Io stesso mi ricordo il motorino, la prima volta che ho preso un motorino, 13-14 anni, non so bene, mi ricordo che io andavo sempre a piedi al bar lì della Coop, dove vedevo con i miei amici, no, dell'Aclear, che era 1 chilometro e mezzo da casa mia. Dopo che ho preso il motorino per un po' di settimane, andavo sempre in motorino, un giorno si è rotto il motorino, i miei amici mi chiamano, ci vediamo al bar, dicono no, non posso venire, mi si è rotto il motorino. Cioè, per il mio cervello era ovvio, cioè, come faccio ad andare, no? Perché mi ero già abituato all'idea che andavo col motorino, no? Ma andavo prima, andavo a piedi, ci riuscivo, no? Sono passaggi piccoli, questi sono 2 esempi molto simili, quello del cellulare e quello del motorino, però se guardate nella vostra vita vi accorgete di quante volte costantemente succedono cose del genere sotto il livello di attenzione, cioè senza che uno se ne accorga. E questo cambia la tua vita, cambia il mondo che vedi attorno e l'idea che hai di te stesso. Poi il mindfucking, vabbè, qui sono cose specifiche, io per chi lo sa mi occupavo di tecniche di interrogatorio, ho lavorato in criminologia applicata per un po' di anni, per cui alcune di questi effetti, di queste cose le ho studiati e operati anche professionalmente, per cui diciamo che ci sono anche degli aspetti di quel genere, per esempio confessare informazioni personali, professionali o intime, però non serve, come dire, le tecniche di interrogatorio combinato dell'FBI per farti confessare informazioni personali, professionali o intime. Basta che un social network ti dica devi compilare il tuo profilo se vuoi parlare con i tuoi amici, o se vuoi avere il profilo plus devi mettermi più informazioni, se vuoi aprire un conto in banca mi devi dire che cosa vuoi fare di questi soldi, cioè cose del genere, oppure c'è l'antiriciclaggio, mi dispiace, devi dirmi da dove arrivano e già che ci sei dimmi anche perché li hai presi lì, eccetera. No? Questi sono tutti modi di filtrare, diciamo, tirar fuori dalle persone informazioni personali, informazioni tipo professionale, intimo, eccetera. Perché? Per essere usate, di nuovo, con procedimenti di mindfucking. Tutti voi avrete notato che se cercate su Google una roba e poi entrate su Facebook o dovunque vi arriva la pubblicità di quella roba. Se cercavate una moto vi arriva la pubblicità delle moto, se cercavate un tostapane vi arriva la pubblicità dei tostapane. E dici com'è possibile? È perché si parlano ovviamente, tutte le informazioni che ciucciano da te le vanno a sparare agli altri in modo da, come dire, riuscire a, in questo caso se vuoi anche, uno può anche, ribadisco, non è necessariamente una cosa negativa, è anche un servizio, uno dice stai cercando un tostapane, te le faccio vedere il più possibile, dovunque vai ti faccio vedere i tostapani, no? Il punto è che uno può anche non aver voglia, diciamo che qualcun altro sappia che lui vuole un tostapane o che continuino a rompergli le palle sui tostapani per 2 settimane, però e questa è l'invasività, no, del mondo del mercato. Condurci a scelte sociali e politiche più ampie e coinvolgenti in vari aspetti della nostra vita. Ecco, di nuovo, tra l'altro queste cose qua io le ho scritte nel 2002, no? Però cioè, poi le vediamo oggi. Io vorrei sapere quante persone sapevano che esisteva l'Ucraina e dov'era, fino a un paio di mesi fa. Cioè, eppure adesso c'è gente che va in giro con tatuata la bandiera dell'Ucraina in faccia e dice se l'Ucraina cade io morirò, no? Da cosa è arrivata sta roba qua? Prima non te ne fregava un cazzo, anzi magari al telegiornale tanto avevi pure sentito che in Ucraina qualcuno sparava a qualcun altro, ma non te ne fregava niente, proprio era una roba che ti passava via. Adesso invece, wow, no, il tuo cuore batte forte. Ma perché, bella ciao? Cioè, perché attraverso un processo di infiltrazione dei tuoi processi di realtà e di identità ti hanno fatto arrivare a un metamessaggio non immediato e completo, in questo caso abbastanza visibile, però che dice il mondo andrà in rovina se l'Ucraina viene conquistata dalla Russia e tu sei uno stronzo se non dai la tua vita e muori di freddo pur di salvare l'Ucraina dagli invasori russi. Ma questi sono metamessaggi che arrivano da fuori. No? Nessuno di noi si è svegliato e ha detto caspita io senza l'Ucraina morirò, cioè, è arrivata una roba e dopo un po' funziona così. Poi tutti appunto, non so, cioè,
fanno uno show per raccogliere soldi per la distrofia muscolare, dicono e comunque forza Ucraina. Capito, no? Il cantante, l'attore dà l'Oscar a quello là e dice per l'Ucraina, no? Cioè, in questo modo qua tu associ che tutte le cose buone, tutte le cose importanti così tengono per l'Ucraina e quindi anche se tu vuoi essere buono devi tenere per l'Ucraina. Non sai neanche cosa sta succedendo, non sai perché, non sai dove è iniziato, dove finisce, ma non importa. No? Sono effetti di mindfucking. Metterci in condizione di asservimento psicologico, economico, affettivo e sessuale verso altri individui. Questo ovviamente nello specifico, io poi nel libro e nel corso in realtà non ne parlo tantissimo, ma ci sono tutta una serie di gruppi, organizzazioni che nel tempo hanno usato queste tecniche proprio per creare questi meccanismi di asservimento. Noi li vediamo in maniera un po' più ampia, un po' più stratificata a livello sociale in questi ultimi anni, anche se si sono viste delle cose del genere. Hanno indotto dei comportamenti, tipo indossare uno straccio in faccia tutte le volte che andavi a vedere qualcuno anche da lontano, anche all'aperto, eccetera, sulla base appunto di meccanismi di nuovo di mindfucking, cioè ti fanno presente degli elementi che risuonano all'interno del cervello secondo degli archetipi, per esempio la paura di morire, la paura della malattia, la paura di infettare qualcuno debole a cui vuoi bene, eccetera, e ti danno delle proto-risposte comportamentali che dicono se fai questo sarai una brava persona, no? Che poi questo serva, non serva, faccia più danni di quanti ne risolve, è secondario, no? Il concetto è che al di là dei contenuti, cioè di che cosa sia il comportamento in questione del contesto, il meccanismo è che le persone vengono indotte poi ad adottare questi comportamenti e anche a sentirli come giusti quando li vedono e a sanzionare chi non li condivide. Il tutto senza sapere perché o da dove arrivi sta roba, no? Di nuovo viene fatto con questi meccanismi di condizionamento. Convincerci dell'importanza di date opinioni, necessità ed urgenza di date azioni, no? È assolutamente necessario che passiate un mese chiusi in casa, perché c'è l'influenza. Queste cose qua, di nuovo, sono meccanismi che ti fanno riconsiderare il dato di realtà. Non so se vi ricordate i tizi che urlavano dal balcone al tipo che portava fuori il cane, no? Cioè, dici, ma che cacchio dici? Ho portato fuori il cane fino all'altro ieri, cioè, non è che improvvisamente se porto fuori il cane in un parcheggio deserto faccio morire tutti, no? Però si scatenavano dei comportamenti, queste sono reazioni indotte tramite questi meccanismi di condizionamento. Portarci a dipendere mentalmente da altre persone, reclutare gruppi religiosi, convincerci a donare tempo, energie e denaro alla loro causa. In particolare gli elementi di mindfucking sono stati studiati e sono visibili, molti dei teorici degli studi sul condizionamento hanno analizzato proprio quello che succedeva nei gruppi religiosi, partire dalle piccole sette fino ai grossi movimenti religiosi. Perché? Perché è una cosa che impatta in maniera molto forte e spesso molto visibile, cioè se un tuo vicino comincia a vestirsi di bianco, mangia solo roba che inizia per A o roba del genere, dici cazzo, hanno fatto lavaggio del cervello, no? E di solito questo avviene nei gruppi che hanno una qualche connotazione di tipo religiosa. Per cui tipicamente quello è un aspetto sul quale gli elementi di mindfucking emergono, ma in realtà gli stessi identici meccanismi poi li applichiamo e li subiamo costantemente noi in tutti gli altri tipi di rapporti possibili quotidiani, solo che non li vediamo, non siamo abituati a riconoscerli, per cui magari li vediamo di più in certi contesti che in altri, soprattutto quelli lontano da noi, perché sono quelli su cui siamo disposti a osservare con più attenzione, quelli che ci coinvolgono direttamente dobbiamo rimettere in gioco noi e diventa più problematico. Farci abbandonare legami familiari, di amicizie amorosi e sostituirli con ambienti del gruppo. Questo per esempio di nuovo è una roba che è stata studiata nei gruppi tipo Seanon, altri gruppi americani, soprattutto di tipo cultistico, religioso, ma per esempio è successo poco tempo fa tra chi si vaccinava e non si vaccinava e stavano nella stessa famiglia, ma di fatto poi si rompevano i rapporti, creavano l'incomunicabilità, eccetera. Ancora, è chiaramente una roba emersa dall'esterno, cioè non è che in quella famiglia non si andava d'accordo, non si riusciva a parlare, eccetera, e poi arriva anche questa roba qua. Arriva questa roba qua e introduce delle problematiche di ridefinizione di realtà e di identità, a seconda di come il cervello dell'uno o dell'altro ha reagito a questo tipo di stimolo. Condurci a identificare persone, enti, nazioni o idee ed opinioni come nemiche, di nuovo, cioè dal Novax tuo vicino ai russi, no? Che
siccome sono russi si può sequestrargli anche i beni, così, perché sono russi, no? Però veramente, cioè, sono tutte cose che accettiamo mentre avvengono solo perché siamo all'interno di questi processi, altrimenti uno si renderebbe conto che un attimo prima non valevano, come mai adesso? Confessare colpe reali o immaginarie, vabbè qui c'è tutto un discorso specifico che qui è troppo complesso e articolato per essere sviluppato, è quello delle confessioni estorte durante i prigionieri di guerra in Corea, eccetera, così magari anche, insomma, ne parleremo magari al corso se ci sarà occasione di avere un po' più di tempo. Accettare una punizione, persino la morte, per espiare tali colpe, di nuovo questi sono ovviamente derive estreme. Aderire a strutture paramilitari, eversive, illegali o terroristiche. Ecco, di nuovo pensate a quelli che vanno in Ucraina adesso a combattere per l'una o per l'altra parte, no? E magari fino a pochi mesi fa non gliene fregano niente. Il livello di coinvolgimento del modello identitario arriva ad essere così forte che si va addirittura a fare queste cose. Vabbè. Ok, qui adesso ci sono delle premesse essenziali. Quanto tempo ho usato finora? 20 minuti? Cazzo, per la prima slide, sono 50. Adesso comincio a parlare velocemente. Allora, vabbè, qui sono alcune, diciamo, qui ci sono delle premesse essenziali per introdurre il concetto di mindfucking, cioè per comprendere il concetto di mindfucking vado velocemente a vederle una per una. La compartecipazione è un elemento molto importante, qui ho introdotto questa frase, non so se si riesce a leggere dal film Matrix, tra l'altro quelli di lì no, perché ci sono in mezzo io, come fanno a leggere? La leggo, non cercare di piegare il cucchiaio è impossibile, fai ciò che è saggio, ovvero cerca di arrivare alla verità. Nel film Matrix, no? E Neo risponde alla persona che gli sta dicendo questo, e quale sarebbe la verità? E lui gli dice che il cucchiaio non esiste, per cui risulta chiaro che sei tu stesso a piegarti e non il cucchiaio. E nel film si vede proprio che Neo prova a fare così con la testa e anche il cucchiaio si piega. Ovviamente Matrix è una rappresentazione metaforica, simbolica, però il concetto è molto interessante perché siamo noi a modificare la nostra percezione della realtà, non è la realtà che cambia. Cioè quello che succede là fuori, noi lo dobbiamo raffigurare nella nostra testa, se non lo raffiguriamo, per noi non è mai successo, non c'è. Nulla di tutto ciò che voi considerate esistente sta fuori dalla vostra testa, cioè ce n'è per forza una rappresentazione nella vostra testa, qualunque cosa, qualunque concetto. Dovete averlo nella vostra testa per poterne parlare, saperlo, conoscerlo, averci a che fare, descriverlo, anche se è il concetto di sconosciuto, ciò che non conosco, comunque ce l'avete nella vostra testa. Poi dopo vedete una roba là fuori e dite quella roba là mi è sconosciuta, quell'individuo là mi è sconosciuto, ma il concetto ce l'avete dentro. E allora per intenderci, proprio stando su questo esempio così improvvisato, lo sconosciuto è una minaccia, è un'opportunità, è una sfida, è un'occasione, è una cosa da festeggiare, è una cosa da mettersi a piangere, da disperarsi, da averne paura. Queste sono decisioni vostre, cioè è il vostro cervello che lo decide. Vedi questo tizio che arriva, che non conosci, cosa fai? Come ti senti? Spaventato? Felice? Curioso, irritato, maledetto, viene a rubarmi il lavoro, che bello, era un po' che non vedevo qualcuno di nuovo, magari simpatico. È il vostro cervello che decide che significato hanno queste cose qua. In questo senso il cucchiaio non esiste, lo sconosciuto non esiste, è dentro il vostro cervello che esiste questa immagine e poi il vostro cervello decide che cavolo di significato ha. Come fa a deciderlo? Sulla base di tutta una serie di input, di stimoli, di riferimenti che variano dalla cultura, l'educazione, le esperienze precedenti. Avete visto 3 volte arrivare uno così, quando arrivava vicino vi tirava una botta in testa, quando vedete uno arrivare dite aiuto, aiuto, no, avete paura della botta in testa. Se le 3 volte che è arrivato invece vi portava dei cioccolatini, dice oh che bello, ne arriva un altro, no? Quindi in base alle esperienze, in base alle vostre collocazioni e anche in base a quello che è successo, era russo e tutte le 3 volte che è arrivato prima eravate contenti che arrivava un russo perché vi portava la vodka, poi invece abbiamo detto in TV che i russi invadono il mondo, arriva questo qua, cazzo un russo, e ti spaventi. Quindi vedete il vostro cervello cambia i significati delle cose, sulla base degli input e dei meccanismi, ma le cose là fuori non hanno un significato finché noi non glielo diamo, ognuno di noi. E noi siamo così abituati ad assegnare questi significati automaticamente da non renderci conto che le regole con cui questi significati vengono assegnati sono ancora dentro la nostra testa, siamo noi a poterlo decidere, se sto cucchiaio si deve piegare oppure no.
E difatti, come scrivo sotto, nessuno può realmente costringerci a cambiare idea. Solo noi possiamo farlo. Nessuno può dire, guarda, a te stanno simpatiche quelle cose, adesso ti racconto tutti i motivi per cui devono starti antipatiche. Non importa, solo tu puoi arrivare a deciderlo. Certo, ovviamente conta anche cosa ti dicono gli altri, cosa succede, cosa vedi, l'esperienza, eccetera, ma sei tu a fare questa decisione. Noi invece siamo abituati a pensare che abbiamo opinioni sulle cose in base a ciò che è successo, ma non succede niente là fuori, succede tutto dentro la nostra testa. Cioè, quello che succede là fuori ha sempre una rappresentazione nostra, siamo noi a giocarci sopra. Però siamo disabituati ad assumerne il controllo, la responsabilità e il potere. Devo andare veloce, devo andare veloce, devo andare veloce. Sì, come scritto sotto, il campo da gioco su cui ogni processo di mindfucking si gioca è la nostra stessa mente. Cioè succede tutto dentro di noi, non sono gli altri a fare cose, siamo noi a recepire cose. Poi lo vedremo un po', se riesco, più approfonditamente. Quella era la compartecipazione, questa premessa, la codifica della realtà. C'è una frase di Wittgenstein, io sono il mio mondo, cerco di spiegare il concetto nel modo più rapido possibile, semplice possibile, semplificandolo il più possibile. Dicevo un attimo fa, là fuori non c'è niente finché noi non decidiamo che c'è qualcosa. Come facciamo a sapere che c'è qualcosa là fuori? Lo vediamo con gli occhi, lo sentiamo con le orecchie, lo tocchiamo, eccetera, no? Prima di tutto, i nostri 5 sensi. Da parecchio tempo, come specie, noi abbiamo sviluppato un'altra forma di input gerarchicamente superiore, lo consideriamo gerarchicamente superiore ai nostri stessi sensi, che è la nozione comune. Cioè noi riceviamo input, per esempio li leggiamo, li ascoltiamo, eccetera, che arrivano da altri esseri umani, fondamentalmente, e sulla base di quello noi codifichiamo il 90% di quello che vediamo intorno. Cioè non è che ognuno di noi va a toccare, non so, il fornello e poi va a toccare la pentola e poi per sapere quanto è dura, quanto è cosa. Lo diamo per scontato, diciamo una roba che sappiamo, la sappiamo perché l'abbiamo letto, o ce l'ha detto la mamma, o ce l'ha detto un vicino, un amico, eccetera. No? Acchiappiamo un sacco di informazioni che arrivano di seconda mano e le inglobiamo nella nostra idea di realtà. Ma comunque arrivano a noi, cioè arrivano al nostro cervello, non sono là fuori. Sono roba che noi selezioniamo. Quindi tutta la realtà in cui viviamo, proprio tutta, sto palco, io che parlo, le luci, il buio, eccetera, sono dentro la nostra mente, dentro la mente di ciascuno di noi. E sono una rappresentazione di questi input che riceviamo. Perché quando i nostri occhi vedono questo coso qua, non vedono un tavolino, loro vedono una rifrazione della luce. E sulla base di questa rifrazione della luce mandano gli occhi, non mandano al cervello un messaggio che dice c'è un tavolino, mandano un messaggio che è un insieme di impulsi elettrochimici. Cioè, che se uno l'analizza non c'è scritto tavolino, ci sono impulsi elettrochimici, è il cervello. Gli arriva quella roba lì, ascolta un po' e dice, ah beh, lì deve un tavolino. È il cervello, è la corteccia cerebrale. Frontale, e noi decidiamo che questo è un tavolino, cioè ognuno guardandolo decide che è un tavolino. Poi ci dimentichiamo di averlo deciso noi e pensiamo che quello è un tavolino, lo è anche se io non lo guardo, anche se io non lo so, lo è per tutti inevitabilmente, no? Ma non è così, ognuno di noi lo decide. Poi, siccome siamo abituati a lavorare in questo modello collettivo di definizione di realtà condivisa, diamo per scontato che il tavolino che vedo io è lo stesso che vedono gli altri, che per tutti è un tavolino, e ci dimentichiamo completamente che siamo stati noi, ognuno di noi, a codificarlo. Perché è importante questo fatto? Perché nel momento che tu te ne dimentichi, il tavolino va fuori dalla tua portata, non è più roba tua, non l'hai né creato mentalmente, né deciso mentalmente, quindi non ne hai alcuna responsabilità. Se quel tavolino esplode o cade o non era un tavolino, era un giaguaro e io l'ho preso per un tavolino, non è colpa tua, perché era là fuori, non ha a che fare con te. E quindi perdi la responsabilità e perdi il potere di definizione, se quello è un tavolino oppure no. Mezz'ora, perfetto. Arriveremo forse alla slide 4. La codifica della realtà è importante perché una volta che uno mette a fuoco che tutto ciò che vede fuori di sé e anche dentro di sé, quindi l'identità, forse c'è una slide dopo, non sono sicuro sull'identità, su questo, sono nostre decisioni, questo te le riporta nel tuo piatto.
Cioè non è più una roba che assumi perché è così, è una roba che decidi, quindi sei stato tu, la responsabilità è tua e anche il potere è tuo, puoi cambiarlo, puoi decidere che lo cambi, questo però non è più un tavolino, diventa, che cacchio ne so, cioè al di là del nome, no? Posso chiamarlo come voglio, ma la funzione posso decidere che è un'altra, non quella sulla quale ho ricevuto degli input e ho ciecamente accettato, posso modificarlo, posso decidere che è un palcoscenico per ballare e ci ballo sopra e via così, no? Questo significa riprendere il controllo dei propri processi. All'inizio sembra una cosa così generica, ma poi nell'atto pratico questo riconfigura tutto il mondo in cui vivi e la tua stessa identità. E difatti, ecco, questo è sull'identità, il livello di consapevolezza, conosci te stesso, dice sì, ma chi cavolo sono? E qui si entra nel come, si passa all'atto pratico per riprendere il possesso e il controllo dei propri processi percettivi. Per esempio, osservare se stessi. Molti dicono, ma cazzo, ma per capire tutta sta roba qua, riuscire poi a trasformarla anche in atti pratici, eccetera, chissà quanti anni di studio, chissà che corsi devi fare, leggere sti libri. No, basta, cioè noi abbiamo immediatamente il nostro campo di studio, siamo noi stessi, la nostra mente. Siccome questi sono processi che attuiamo tutti i momenti, costantemente, non c'è bisogno che Stefano Re o chiunque altro vi venga a raccontare sta roba qua. Sì, magari vi può dare lo spunto, la curiosità, però l'allenamento a imparare questa roba è con voi stessi ed è ogni momento, cioè non serve una cosa speciale, devo andare a fare un'esperienza strana con i funghi LSD, eccetera. No, cioè, siete lì seduti, potete domandarvi come sono arrivato qua, chi ha deciso che venissi a ascoltare Stefano Re oggi, quando l'ho deciso e come, ho visto una locandina, c'era scritta una roba, mi ha telefonato un amico, no? Allora, cosa è successo nel mio cervello? È arrivato un input da uno che mi piace, mi sta simpatico e mi ha detto guarda che se vai a vedere Stefano Re che è una figata e io sono andato per far piacere a lui, no? Cosa dice questo della tua identità? Che tu vuoi essere una persona che fa piacere a lui, quindi sei qua per quel motivo, no? O hai visto una locandina o che ne so, qualunque altra cosa, no? Vedete, ognuno di voi ha sott'occhio tutto quello che gli serve per capire cosa sta succedendo e perché sta succedendo e mano a mano assumerne il controllo. Mentre prima non c'è il controllo, uno arriva qua, vede Stefano Re ma non sa perché, non sa quando ha deciso di venire, non sa sulla base di cosa, con quali regole è successo. Quindi la consapevolezza è ovviamente il passaggio essenziale per accedere a questo livello di esistenza. E guardate, è una cosa importante questa, perché quasi tutti gli esseri umani vivono senza sapere perché. Cioè fanno cose, tutti, ma tutti, anch'io normalmente me ne dimentico. Faccio una roba, poi mi fermo e dico, ma cosa sto facendo? Perché lo sto facendo? Quando è che l'ho deciso? E mi metto a ricostruire indietro e a volte trovi anche roba che non ti aspetti, eccetera, ma soprattutto riprendi il controllo. Altrimenti succede che vivi tutta la tua vita facendo cose che non hai deciso, non sai da dove arrivano, non sai come sono arrivate e poi muori. Quindi è come se non ci fossi stato tu. Anche se hai fatto cose fichissime, ma se non le hai decise tu e non sai perché le hai decise o come, sono fuori dalla tua vera esistenza. Ecco, sì, poi ci sono ancora processi di apprendimento, un altro elemento importante. Questo da bambini è intuitivo che il bambino, no, apprende costantemente, riceve gli input, tocca le cose, osserva come si comportano gli altri, se fa una roba la mamma gli dice no, non si fa, se fa un'altra dice sì, che bello, bravo, gli dà un cioccolatino, no? Ma dice accidenti, questo va bene, quello va male. Ecco, questa roba qua da bambino è molto evidente, cioè mentre tu sei un bambino no, ovviamente non sai che cazzo succede, ma tu guardi un bambino e dici ah vedi, è il processo di apprendimento, no? Ma da adulto poi ci dimentichiamo del processo di apprendimento, invece è costante, anche da adulto continuiamo a apprendere, tant'è vero che apprendiamo da un mese all'altro che l'Ucraina è la nostra patria elettiva, non lo sapevamo, o che i russi sono diventati cattivi, poi magari tra qualche mese i russi diventeranno buoni, no? Perché Orwell 1984, no? Cioè siamo stati e siamo sempre alleati con l'Eurasia, da domani siamo stati anche nel passato sempre alleati con l'Oceania e l'Eurasia è sempre stato nostro nemico, ti cambia le carte in tavola, perché il nostro cervello continua a obbedire a queste regole, che sono per esempio quelle del modello di apprendimento, sempre. E tutti quelli che le studiano, e ci sono persone che le studiano, pensate ai pubblicitari vivono di questa roba qua. Cioè dicono come funziona il cervello, come faccio a fare in modo che questo qua che non ha mai in vita sua pensato di assaggiare un whisky voglia a tutti i costi comprare questo cazzo di whisky, no? Che magari fa pure schifo e costa un casino.
Allora ci pensano e trovano, e ovviamente, vabbè, questa è una battuta molto semplice, cosa faccio? Gli metto una pubblicità in cui c'è un figone spaziale, un tizio dall'aria assolutamente anonima, ma il figone spaziale, quello lì beve un whiskino, arriva il figone spaziale, lo abbraccia e dice, oh, senza di te non vivo, no? E lo sfigato di turno vede sta roba qua e nel suo cervello c'è, ok, magari non trovo il figone, però almeno il whisky, no? E funziona così, ed è vero, no? E cioè, noi viviamo dentro queste cose costantemente. Cazzo. No, perché questo è un concetto un po' complesso, però è anche utile, soprattutto è una cosa di quelle recentemente molto visibili. Sui meccanismi di mutamento percettivo di cui parlavo prima, no? Come cambiamo l'idea della realtà e dell'identità. No? Questa è una notazione importante, la devo fare magari un po' in fretta, ma qui ho fatto una citazione in particolare da, non so come si legga, qualcuno lo sa, tu sai come si legge? Benavuenti Martinez. Okay. I dittatori possono riformare le leggi ma non le consuetudini, no? Questo per introdurre una differenziazione tra modelli diversi di cambiamento, cioè quelli che vengono definiti violenti, quelli che vengono definiti morbidi, che sono quelli, diciamo, le imposizioni in generale, il nostro cervello le recepisce e a seconda del tipo di pressione a cui è sottoposto si adatta. Cioè tipo se qualcuno con un fucile dice applaudite subito, voi dice beh cazzo questo mi spara, applaudo, no? E questi sono i mutamenti violenti. Il punto è che i mutamenti violenti funzionano finché c'è il fucile, perché appena quello col fucile se ne va e vi dicono dai applaudite, voi dite ma anche no. Se torna al fucile subito si applaude di nuovo, no? Però quelle sono le reazioni diciamo imposte che a livello cosciente percepisci, individui e accetti, ma a livello profondo non ti interessano, non ti vanno veramente a modificare. Tanto è vero che vivono solo finché c'è lo stimolo esterno a costringerti, no? la forma di sanzione, diciamo. I mutamenti profondi invece sono quelli più morbidi, cioè sono quelli che di solito lavorano in controtendenza rispetto al messaggio ufficiale. Per esempio, se c'è il messaggio ufficiale, tutte le volte che parla Enrica dovete applaudire col fucile qua, quello che succede è che per 6 mesi c'è sempre quello col fucile, per 6 mesi tutti applaudono, nessuno può dire niente perché siete azzardi a dire che ti costringono, sei il primo a cui sparano, però nella vostra testa c'è, cazzo io Enrica non l'applaudirò mai più, cioè non vedete l'ora che non ci sia il fucile per non applaudirla, no? Quindi questo come si applica ai processi di massa? Mentre diciamo, le imposizioni formali vengono ultra rispettate, il contromessaggio informale di solito ha effetto a livello tecnico nella generazione successiva. Per cui se tu fai il nazismo, sotto la prima generazione che nasce con il nazismo sono tutti ultranazisti, eccetera. Quella che viene dopo invece è molto critici del nazismo. Proprio perché emerge a lungo andare questo contromessaggio. In qualche modo, per esempio, riguardo a quello che sta succedendo adesso, si sta imponendo questa dittatura della scienza come punto di riferimento, poi non è più, cioè ovviamente ho detto la scienza, ma va letto la scienza con l'H finale come nel libro, no? Perché è quello con cui abbiamo a che fare adesso, una sorta di dogma religioso. Questa roba adesso è ancora molto potente, molto radicata, ma c'è già un fortissimo controeffetto, no? Critico, che per ora è schiacciato perché appunto siamo sempre censurati, bloccati eccetera, ma questa cosa sta crescendo ed emergerà e inevitabilmente diventerà addirittura maggioranza proprio in quei mondi in cui adesso sembra essere completamente invisibile, perché a livello ufficiale invece è tutto un coro monocorde di inni a questa roba della scienza. Ci sarebbe tanto altro da dire, però come i tempi sono già fuori? Ecco. La Madonna, 20 minuti! 20 minuti faccio tempo a fare mezza slide ancora, dai. Ecco, qui per esempio abbiamo finito le premesse e si partirebbe, posso levarmi dalle palle così riuscite a vedere, questi sarebbero gli ingranaggi, cioè quindi quello dicevo, no? Quei meccanismi, almeno quelli diciamo, principali, no? Perché ce ne sono tanti altri però, che in teoria adesso mi sarebbe piaciuto uno per uno fare degli esempi, portarli eccetera. Non ci riuscirò mai in 20 minuti, ma diciamo che possiamo chiacchierare un po' in generale della cosa. Questi sono proprio i meccanismi tramite cui avviene quello di cui abbiamo parlato prima.
alcuni dei meccanismi, quelli principali, quelli più visibili con cui potete avere a che fare. E alcuni hanno degli effetti molto molto visibili, altri hanno degli effetti più lenti, eccetera. Alcuni sono molto anche esasperati. Per esempio nell'immaginario la tortura sembra avere un grandissimo effetto, in realtà le forme di tortura sono quasi completamente non utilizzate se non per delle risposte immediate, appunto perché hanno valore a brevissimo termine e solo per ottenere un'informazione, un comportamento, una reazione immediata che dura solo lì, e comunque non hanno alcun valore di verità, nel senso, per esempio, come nell'ambito degli interrogatori la tortura notoriamente o hai un modo di riscontrarla subito, per intenderci, se c'è un terrorista, un tizio insomma che ha messo una bomba e dovete sapere dov'è sta bomba e in questa sala, e lo torturi fino a che non ti dice è là dietro il bancone, vai lì, o c'è la bomba e allora ok, oppure non c'è e allora continui a torturarlo. Lui ovviamente se oltre un certo limite te lo direbbe, no? Però è l'unica efficacia che può avere, perché qualunque cosa che riguarda un'informazione che non puoi controllare subito, un'informazione che coinvolge altre persone eccetera, la tortura è assurda, perché potrebbe mentire e tu perdi 2 mesi poi a cercare di trovare, solo per far cessare il dolore eccetera, oppure potrebbe dire la verità, ma tu comunque devi perdere 2 mesi per controllare se questa cosa è vera o no, oppure potrebbe non saperla quella roba lì e tu lo torturi, a un certo punto deve inventarsi qualcosa, capite, anche suo malgrado. Quindi in realtà proprio la tortura c'è più nei film che nella realtà, perché nella realtà non ha i risultati, oppure c'è nella realtà quando uno è un imbecille non conosce tecniche di interrogatorio più efficaci. Poi vabbè, insomma, adesso veramente bisognerebbe vederli uno per uno per capire come si applicano anche alla vita quotidiana. Adesso parlavo della tortura, magari uno pensava al waterboarding, eccetera, ma è una tortura anche doversi mettere una roba in faccia se psicologicamente questa cosa ti offende, no? È una tortura anche non poter uscire di casa o non poter prendere il sole, non poter portare giù il cane, cioè si può valutare in molti termini. Non lo so, io non so se entrare in qualcuno di questi così a vanvera, i primi o no, perché il tempo? No, vabbè, non siamo messi male. Legame affettivo? Parliamo del legame affettivo. Su richiesta di Francesca parliamo del legame affettivo. Allora, legame affettivo. Ecco, allora sì, questo sempre nell'ambito, ovviamente la declinazione improntata è quella delle tecniche di interrogatorio, poi lo si applica fuori dalle tecniche di interrogatorio, i processi e i meccanismi, però noi abbiamo una necessità costante di avere un contatto umano. È uno degli elementi che ci caratterizza proprio a livello di inconscio. Nell'ambito delle tecniche di interrogatorio, per esempio, questa cosa qua ha più di un utilizzo. Uno, quando, non so se avete visto anche nei film, eccetera, quando vieni mandato in galera, eccetera, ti danno un numero, ti tolgono il nome e quindi già ti cominciano a toglierti una serie di elementi con cui la tua mente continuava a considerarti legato anche a altri esseri umani, cioè tu ti chiamavi con quel nome con cui ti chiamava tua moglie, i tuoi figli, il tuo datore di lavoro, il tuo collega, eccetera, no? Entri lì, prendi un numero, la tua identità di prima è cancellata e anche tutti i legami e i rapporti che avevi prima. Fisicamente non li hai più perché sei staccato, no? Se anche vengono a parlarti quando sei in prigione o così, c'è attraverso un vetro, eccetera. Quindi il distacco dagli altri esseri umani ti mette in una posizione di vulnerabilità per la tua identità, no? Che è legata dalla rete di contatti e di connessioni emotive che hai, e in più apre spazio per creare nuovi modelli, perché il tuo cervello ne ha bisogno, di contatto umano, quindi per esempio contatti umani con gli altri imprigionati nella tua situazione o con i tuoi carcerieri. Allora, per esempio, quelli che conoscono i meccanismi di mindfucking utilizzano questa roba per spingerti a creare dei nuovi modelli di legami che ridefiniscono la tua identità e il mondo della realtà in cui ti trovi a vivere a vantaggio di una loro agenda, che può essere estorcerti delle informazioni riservate che non daresti a nessuno, ma dopo un mese che il tuo cervello è in carenza di contatti umani e diventi amico col tuo compagno di cella, gli spifferi qualcosa e il tuo compagno di cella in realtà era infiltrato che stava lì a aspettare che tu, tramite la tua necessità di un contatto umano, riaprissi delle comunicazioni. Se pensate a quello che è successo durante la prima fase delle restrizioni più gravi della pandemia, ci vietavano di andare a trovare i nostri genitori, ci vietavano di andare a trovare gli anziani, ci vietavano di andare a trovare i vicini, ci vietavano di raccoglierci in più di 4-5 persone. Non so se vi ricordate gli elicotteri dei carabinieri che inseguono 4 poveracci che avevano fatto un pranzo di Pasqua lì sul tetto di un palazzo a Napoli. Cioè,
Questo è un attacco diretto al concetto di contatto umano. In una scuola, tra l'altro da queste parti, non qui proprio localmente, ma mi sembra qui in Veneto, avevano addirittura sperimentato dei braccialetti per i bambini nelle scuole che gli davano la scossa se si avvicinavano troppo l'uno all'altro. Cioè una roba, cazzo, veramente da rincorrere col piccone. Che cos'è questo? È proprio il cervello, cioè insegnare al cervello devi stare lontano da qualsiasi altro essere umano. Io mi ricordo i bambini che dicevano, c'erano il compitino, c'erano le scrittine che gli avevano detto che se al tuo vicino cade la penna non puoi raccoglierla, cioè devi stare staccato, cioè, veramente queste cose. Questo per esempio è un meccanismo di mindfuck che ti indebolisce tutti i tuoi modelli di identità staccandoti dagli aspetti di contatto umano e in più ti predispone ad accettare i contatti umani forzati che ti vengano concessi. Paradossalmente, anche se ti vietano di avere contatti umani con chiunque, l'unico contatto umano che hai è con uno che tutti i giorni arriva lì e ti riempie di botte, dopo 6 mesi tu ti affezioni a quello che ti riempie di botte, perché il tuo cervello ne ha bisogno. È veramente così, cioè sono meccanismi che funzionano in questo modo. Sì, beh, poi qui ci sono vari esempi di contesto in cui questo avviene quando vai a servizio militare, no? Che ti stacchi dalla famiglia, ti allontani, ti ritrovi con gente che non conosci, però poi ci dormi assieme, ci fai assieme esercizi, ci corri assieme, fai training, eccetera, e dopo un po' si crea questo legame, anzi che è molto noto, no? Sapete quello con i commilitoni, i tuoi compagni di quando eri militare, eccetera, che si basa su questo meccanismo, cioè la ricostruzione di necessità di contatti umani all'interno del nuovo contesto. La stessa cosa succede nei culti, nelle religioni, e il legame di cui parlavo adesso tra prigioniero e carceriere. La sindrome di Stoccolma è l'estremizzazione, avete presente? Quella in cui delle persone che vengono nello specifico rapite, tenute sequestrate, prigioniere da qualcun altro, dopo un po' cominciano a affezionarsi alla persona e a condividerne gli ideali, questo è un modo è una valvola di sicurezza di difesa del cervello, perché nel momento in cui tu ti trovi in una condizione di pericolo e completamente staccata dal modello di identità in cui ti trovavi prima, per cui sei appunto, magari tu vivevi con una famiglia eccetera, poi ti ritrovi chiuso in una cantina, l'unico contatto umano sono queste persone con cui hai a che fare o questa persona, dopo un po' il tuo cervello cerca di creare dei ponti, no, di contatto, e se questa persona per esempio esprime delle forti modelli ideologici, tipo siamo qua per la libertà del popolo, che ne so, dei Tutsi, no? Tu cominci a provare simpatia per quella roba lì, cioè cominci a collegarti su questa roba qua. Per cui la sindrome di Stoccolma tipicamente è quella in cui una persona che è rimasta a lungo in prigionia incomincia a affezionarsi e a provare a supportare le cause ideologiche di chi lo ha catturato. Il tempo? L'ossessionante sta cosa del tempo. Ma tanto il tempo è una cosa che ci siamo inventati noi, quindi possiamo far finta che non c'è. Dipende cosa si inventa lei. 10, 9, 8, 7, 5. In time, certo. Ci sono, c'è quel film lì, poi c'è il film che non ho fatto io, quello del sogno, te l'ho raccontato quello. Devo usare questo tempo, non lo sto perdendo, lo sto utilizzando saggiamente. Ecco, facciamo una cosa, approfitto visto che sono pochissimi minuti e non vale la pena secondo me di analizzare qualche cosa male velocemente, fare una piccola riflessione su questa cosa del tempo. Quante volte abbiamo detto non ho tempo rispetto a qualcosa che ci troviamo che possiamo fare, che vogliamo fare, no? Ecco, di nuovo, è veramente tutto nel cervello, perché noi siamo nati, ognuno di noi è nato, vive tutta la vita, che sia lunga o corta o lunghissima, quella che è, e poi muore, no? Ecco, tra questi due estremi, tutto il tempo che c'è è nostro, tutto. Cioè non è che c'è un minuto che ce l'abbiamo di più e un altro ce ne abbiamo di meno, no? È tutto nostro. Quindi noi abbiamo sempre tutto il tempo che vogliamo per fare tutto quello che vogliamo. Ovviamente non possiamo fare assieme più cose che sono incompatibili tra loro, non posso scalare la montagna e nel frattempo scendere nelle miniere, no? Cioè, o l'una o l'altra in quei minuti precisi.
Però noi siamo abituati mentalmente a dire non ho tempo, perché? Perché occupiamo la maggioranza del tempo a fare cose che non abbiamo deciso. Cioè non le abbiamo decise, non le abbiamo stabilite. Difatti, paradossalmente, proprio nel momento in cui sei lì, sei di fretta, aiuto, devo fare questa roba qua, se tu ti fermi, fai ti di un attimo e dici, io posso fare tutto quello che voglio. E questo vale sempre, eh? Cioè non è che c'è un momento in cui è urgente, urgentissimo, no, è il tuo cervello che dice che è urgentissimo. Se tu dici che non lo è, non lo è. Tu dici, ma poi succede, sì, certo, poi succedono cose, ma succedono sempre cose. Non è che c'è un momento in cui non succede niente, sta sempre succedendo qualcosa. Dipende solo se il tuo cervello decide che quella roba lì è importantissima, poco importante, è ansiogena, non c'è da essere ansiosi. Questa roba qua è pazzesca, tu vedi delle persone che di fronte a una situazione in cui sta esplodendo il vulcano, escono non so, cazzo, i caimani dalle parti, cercano di morderti, qualcuno ti insegue col fucile, tutti terrorizzati che urlano, qualcuno calmo, come un monaco zen, che fa le cose giuste, no? Come fa? Non è che è Superman, dice al suo cervello, no, non farti distrarre da tutte queste cose qua, abbassa l'importanza di tutto e decidi esattamente cosa e come farlo. Questa è una roba alla portata di tutti, veramente, è solo che non siamo abituati a usarle queste cose qua. Siamo abituati a reagire alle cose costantemente, tra l'altro secondo modelli che sono già scritti. Pensate alle vostre reazioni, quelle che chiamate istintive. Non le avete pensate voi, le avete sentite, lette da qualche parte, avete visto un film in cui succede quella roba e uno reagisce così. E poi reagite così. Ma chi l'ha deciso? Per cui ecco, riprendere coscienza di quello, osservarsi anche nelle cose piccole, nelle vostre reazioni piccole, immediate, è un modo di riappropriarsi di questa roba, cominciare a togliere terreno ai processi di mindfucking esterni che vi conducono e cominciare a riprenderlo voi il controllo di questa roba. Questo poi è dire, il succo di tutte le cose di cui parlo io, che siano complicate, tecnicamente complesse oppure semplicissime, che siano riflessioni sulla geopolitica o sulla neurobiologia e i social network. Basta, io penso di aver correttamente riempito il mio tempo. Mi scuso perché ovviamente non ho potuto andare molto avanti, ma questo è un problema della quantità di cose che si potrebbero dire, però spero di aver dato almeno un'idea introduttiva del concetto e di aver cominciato a mettere dentro qualche cosa per tutti quanti. Grazie mille.